Gli operai Vallecrati, società di gestione di rifiuti nell'Interland cosentino, non si fermano e proseguono con la contestazione. Questa mattina cori di protesta contro il sindaco e presidente del consorzio Salvatore Perugini per l'ultima ordinanza emessa in riferimento all'RSU e un corteo fino alla prefettura. Le tute gialle annunciano la partenza imminente per Roma di una folta delegazione di operai e dei loro familiari per andare a protestare davanti al Ministero dell'Ambiente. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Melchiorre Fallica e all'uscita i rappresentanti si dicono soddisfatti della proposta inoltrata dalla società Alto Tirreno Cosentino, il cui amministratore delegato Francesco Rovito ha formalizzato una vera proposta per il salvataggio dell'azienda. Vorrebbe letteralmente affittare la società mantenendo il posto di lavoro a tutti i 385 lavoratori. L'unica garanzia che si chiede è che i comuni questa volta versino puntualmente quanto da loro dovuto per i servizi ricevuti. Domani mattina sarà convocato il CDA d'urgenza che, valutata la proposta, la sottoporrà all'assemblea dei soci che avrà l'ultima parola.